Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disagi per i commercianti della SS 107 dopo la chiusura del viadotto Cannavino. Un esposto è stato inviato al prefetto di Cosenza e al sindaco di Spezzano della Sila, la protesta dei titolari delle attività commerciali. Vediamo. Eccolo l'esposto che i titolari delle attività commerciali ubicate sulla SS 107 hanno inviato al prefetto di Cosenza e al sindaco di Spezzano della Sila, denunciando il disagio provocato dalla prolungata chiusura del Cannavino. Da quasi 2 mesi i bilanci sono in rosso. Nella missiva criticità e proposte. A noi interessa lavorare, quindi a noi manca il turista, manca il passaggio di veicoli che dalla mattina alla sera è sempre stato presente. E siccome la tempistica che loro ci aspettano è fine settembre, non so se fino a settembre noi riusciremo ancora a lavorare a queste condizioni. Addirittura parlano di richiuderlo poi a marzo per fare ulteriori interventi e noi chiediamo che venga quantomeno data la possibilità al traffico veicolare di passare dal cimitero di Cosenza a salire verso Pianette, dove c'è poi la variante per la strada vecchia, altrimenti così non riusciremo a fare nulla. Hanno riaperto la strada alla ex SS 107, però dicendo che per le attività commerciali era una grandissima cosa, però noi non vediamo nessun risultato per il semplice motivo perché con i blocchi che sono all'altezza del cimitero di Cosenza e Spezzano della Sila e le autovetture non riescono a passare, non c'è nessun risultato. Noi qui sulla SS 107 viviamo solo ed esclusivamente con i turisti, lavoriamo solo con i turisti e basta, niente, stiamo lì per chiudere le attività. Devono prendere il provvedimento subito per riaprire il ponte, perché sennò così non si può continuare. Al più presto devo prendere il provvedimento, non che dicono a settembre che riapre e poi chissà quando ci vuole. Devono sbrigarsi e fare subito i lavori per il ponte. La segnaletica non è stata nemmeno bloccata, quindi nessuno sa che l'ex strada è aperta. Chiedono di essere ascoltati, sono queste piccole microimprese oggi in ginocchio a far girare l'economia del territorio. Basterebbero interventi, come sottolineato, sulla segnaletica per migliorare una situazione che diventa drammatica con il trascorrere dei giorni. La pazienza ha un limite, fanno sapere e annunciano proteste. E con un cambio di segnaletica, almeno questi giorni di Ferragosto che non c'è il traffico pesante, se non erro in questi periodi è bloccato, chiediamo un cambio di segnaletica, cioè che sotto il cimitero di Cosenza venga indicata la strada per la Sila da questa parte, altrimenti siamo prontissimi, pronti a bloccare sia il blocco lì, ci mettiamo e evitiamo il transito sia a salire dalla Sila che a scendere, ci mettiamo lì al bivio dove provengono le macchine da Casole, cioè da Via Magli, blocchiamo sia a scendere che a salire, perché a questo punto siamo da mesi che stiamo chiedendo, nessuno ci dà risposta, siamo esasperati, non sappiamo neanche se al 30 settembre riaprono e né se ci arriviamo onestamente al 30 settembre.